Sequestro per Giuseppe Burgio, sigilli al posteggio di Bovomarina, arrestato dipendente del comune di Ravanusa. Camper della polizia a Porta di Ponte ad Agrigento per aiutare le vittime di violenza, a titolo dell'iniziativa Questo non è amore. Mare Amico documenta arresti di un peschereccio a Torre Salsa, non avrebbe niente a che fare con l'inchiesta sui sub morti e la droga. Seminari dell'Ordine degli Architetti, menzione speciale per Lady Chef Mareme Cisse. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Sequestro di oltre 5 milioni di euro a carico di Giuseppe Burgio, 56 anni di Porto Empedocle, già condannato in primo grado il 14 maggio 2018 a 8 anni di reclusione per bancarotta fraudolenta. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Conferenza stampa oggi della Polizia di Stato, in particolare della Divisione Anticrimine e la Guardia di Finanza di Agrigento, che hanno eseguito, in base a un decreto emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale, un sequestro patrimoniale di ben 8 milioni di euro a carico di Giuseppe Burgio, noto imprenditore agrigentino operante nel settore della grande distribuzione alimentare. Il sequestro, realizzato su proposta del questore, riguarda ben diversi immobili, tra cui un centro commerciale, autovetture, conti correnti, gioielli, per diversi milioni di euro. L'imprenditore Burgio fu già arrestato nell'ottobre del 2016 per via di indagini penali eseguite allora dalla Guardia di Finanza e successivamente nel maggio del 2018 il Tribunale di Agrigento lo condannava a 8 anni di reclusione per reati fallimentari. Lo stesso Tribunale, la sezione misure e prevenzione, richiedeva però ulteriori indagini patrimoniali. Giuseppe Burgio era stato già condannato per reati di omesso versamento di ritenute fiscali, previdenziali, approvazione indebita, commercio di prodotti falsificati, violazione della normativa fiscale e tributaria. Oggi le nuove misure adottate. Un forte segnale importante il sequestro più grosso effettuato negli ultimi 10 anni per grande mole di immobili, autoveicoli e mezzi sequestrati ad un imprenditore che si era reso responsabile, secondo quello che sancisce il Tribunale sezione MP diretti dal Presidente Mazzara, che sancisce praticamente l'indizio di intestazione fittizia dei beni finalizzata a delle operazioni poco lecite che riguardavano appunto tutta una serie di atti perpetrati nel tempo dall'imprenditore stesso, non pagando quelli che erano i contributi fiscali e previdenziali e destinando beni alla funzione di se stesso senza che fossero destinati invece alle attività per cui da tempo lui era titolare di supermercati e di catene alimentari. È stato difficile chiaramente capillare il lavoro svolto con l'ausilio della Guardia di Finanza, è un lavoro molto tecnico per andare a scovare tutti quelli che sono i beni che non è giusto, almeno secondo quello che dice il codice delle leggi antimafia, restino nella disponibilità dell'imprenditore ma che vengono acquisiti al patrimonio dello Stato perché destinati a confisca ai sensi della normativa antimafia. È la normativa antimafia che attribuisce un ruolo propulsore al questore di poter proporre la sorveglianza speciale, che è la più grossa misura di prevenzione che possa attribuirsi al cittadino indiziato di appartenere ad una delle categorie previste dalla legge, con l'eventuale aggiunta del sequestro del patrimonio perché utilizzato chiaramente per fini illeciti. Un risultato di garanzia per lo Stato è l'importanza della sinergia istituzionale. È determinante. La nostra legislazione avanzata ci ha consentito, così come avete visto, di pervenire a questo risultato grazie al concorso di tutte le componenti operative. La Questura, sotto il profilo appunto della misura prevista dalla legge, richiesta dal Questore, dal nostro punto di vista l'analisi economico-finanziaria e, come abbiamo già visto anche nel provvedimento dello stesso Tribunale, con l'analisi di complesse operazioni anche contabili che ci hanno consentito di ricostruire il patrimonio realmente disponibile e poi oggi sottoposto al sequestro in argomento.
Si evince la pericolosità dell'uomo imprenditore Giuseppe Burgio. Si evince da tanti aspetti, ma non ultimi anche quelli appunto della pericolosità economico-fiscale, così come abbiamo detto, sia per gli aspetti della ricaduta sociale che questo ha avuto, così come abbiamo detto, per quanto attiene il mancato pagamento addirittura dei contributi, e l'aspetto poi più evidente della patrimonializzazione a scopo personale dei beni stessi. L'indagine è stata molto complessa, ma muoveva da precedenti attività di polizia giudiziaria che hanno riguardato sempre lo stesso soggetto in materia di bancarotta fraudolenta. In quella sede noi abbiamo ricostruito tutte le distrazioni e tutte le falsificazioni delle scritture contabili, dei libri e dei registri che erano finalizzate appunto ad ostacolare la ricostruzione patrimoniale. Le numerose società costituite avevano anche questo scopo, quello di fare dei passaggi infragruppo proprio per occultare del tutto, in parte o del tutto, le movimentazioni economiche. Come abbiamo fatto cenno, abbiamo rilevato anche dei versamenti fatti all'estero che però allo stato attuale non sono rientrati nell'ambito del provvedimento del Tribunale. Torna in libertà Antonello Montante, l'ex leader antimafia di Confindustria, condannato a 14 anni di carcere per associazione a delinquere. Lascia i domiciliari ma l'obbligo di soggiorno ad Asti, con l'obbligo di presentarsi 2 volte al giorno in caserma per firmare i particolari nel servizio. Torna in libertà Antonello Montante, l'ex leader di Confindustria Sicilia, condannato a 14 anni di carcere per associazione a delinquere. Il sedicente paladino dell'antimafia lascia i domiciliari, ma ha comunque l'obbligo di soggiorno ad Asti. Dovrà presentarsi 2 volte al giorno in caserma per firmare. La Corte d'Appello di Caltanissetta, che sta per avviare il processo di secondo grado, ha così accolto l'istanza dei legali dell'imprenditore. C'era già il parere favorevole della Procura Generale di Catania. Abbiamo rappresentato il venir meno delle esigenze cautelari, dice l'avvocato Giuseppe Panepinto, che assiste Montante con il professore Carlo Taormina, e anche un quadro clinico che aveva già portato agli arresti domiciliari. Per il giudice della Corte d'Appello Nissena può considerarsi attenuato il rischio di recidiva sia sotto il profilo dell'attualità che sotto quello della concretezza. La scelta del rito abbreviato poi neutralizza il pericolo di inquinamento probatorio. L'ex re degli industriali nel maggio dell'anno scorso fu condannato a 14 anni di reclusione perché accusato di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione e accesso abusivo al sistema informatico. Il 26 marzo prossimo, invece, inizierà in appello a Caltanissetta il processo di secondo grado. Montante era agli arresti domiciliari nella villa Serra di Falco, paese di cui è originario. Secondo l'accusa, l'imprenditore nisseno avrebbe costruito, con la complicità di esponenti delle forze dell'ordine che beneficiavano dei suoi favori, una rete di spionaggio per avere informazione sull'indagine per concorso in associazione mafiosa aperta a suo carico dai PM Nisseni e spiare quelli che riteneva i suoi avversari con dossier su di loro. L'obbligo di dimora ad Asti per Antonello Montante rimane una misura adeguata a fronteggiare le esigenze cautelari. La scarcerazione consentirà a Montante di partecipare attivamente al processo d'appello. Lo ha dichiarato all'ADN Cronos l'avvocato Giuseppe Panepinto. La scarcerazione di Montante, invece commentato il legale Carlo Taormina, segna l'inizio vero del processo. Da questo momento Montante potrà difendersi a tutto campo per rivendicare la correttezza, utilità e moralità della stagione antimafia da lui inaugurata e gestita. Il tempo è galantuomo e l'ex presidente di Confindustria Sicilia riabiliterà se stesso e 12 anni di impegno per liberare l'imprenditoria dall'inquinamento mafioso. Ha concluso Taormina. Un dipendente del comune di Ravanusa è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri. A conclusione di un'indagine lampo coordinata dalla Procura di Agrigento intascava i soldi delle carte d'identità elettroniche. I particolari nel servizio. I carabinieri della stazione di Ravanusa, a conclusione di una indagine lampo, hanno preso con le mani nel sacco un dipendente comunale addetto al rilascio delle carte d'identità elettroniche. Si tratta di Mario Seggio, 55 anni, dal 2012 responsabile degli uffici demografici del comune di Ravanusa. Secondo l'accusa, l'impiegato, per arrotondare i propri guadagni, aveva infatti architettato un sistema particolarmente ingegnoso finalizzato a pagamenti in contanti in luogo dei previsti versamenti, intercettazioni e telecamere
piazzate dai militari lo hanno incastrato documentando diversi passaggi di denaro. L'ultimo, ieri mattina, finito con il blitz dei carabinieri, gli è stato fatale. Troppi movimenti strani, troppe pratiche anomale in quell'ufficio comunale. Così i carabinieri hanno iniziato ad approfondire le abitudini dell'impiegato addetto al rilascio di carte d'identità elettroniche. L'indagine dei carabinieri si è sviluppata in un primo momento acquisendo svariati documenti, accertando evidenti discrasie tra le carte d'identità emesse e i soldi depositati nelle casse comunali. A questo punto i militari della stazione di Ravanusa, coordinati dal sostituto procuratore della Repubblica di Agrigento Paolo Vetro, hanno deciso di approfondire ancora di più le indagini, tanto che le risposte non sono tardate ad arrivare. L'impiegato infedele era solito dire ai cittadini richiedenti di recarsi a fare come previsto il versamento sul conto corrente del comune, ad altri però stranamente chiedeva di pagare le somme direttamente a lui in contanti. Gli investigatori hanno così piazzato microspie e telecamere nel piccolo ufficio comunale. Dopo aver registrato una serie di pagamenti illeciti, i militari hanno deciso di intervenire e dopo l'ennesima cessione di denaro sono piombati ieri mattina nell'ufficio. Nel portafogli dell'uomo hanno infatti trovato le banconote consegnate poco prima da un ignaro cittadino. A questo punto sono scattate le manette e l'impiegato infedele è stato accompagnato agli arresti domiciliari con l'accusa di peculato e malversazione in danno di privati. I primi conteggi fatti dai carabinieri hanno sinora consentito di accertare che il meccanismo posto in essere dal dipendente comunale ha causato numerosi ammanchi all'erario. Il danno arrecato si aggira infatti sui 30.000 euro, attesa l'udienza di convalida dell'arresto davanti al GIP di Agrigento. Inquietanti scritte sono apparse nei giorni scorsi sulla facciata della chiesa a Durueli a Realmonte e sul muro di cinta del cimitero comunale. Del fatto sono state informate le forze dell'ordine che hanno avviato l'attività di indagine per risalire ai responsabili. Alla guida della chiesa c'è don Enzo Cuffaro, uno degli esorcisti della provincia di Agrigento. Nuovo sequestro per il posteggio di Bovomarina. I fratelli Manzone, indagati nell'inchiesta, sottolineano che alla fine la vicenda verrà chiarita con il riconoscimento della legittimità della loro proprietà e soprattutto della correttezza del loro operato. C'è il servizio. È stata nuovamente sequestrata l'area demaniale di oltre 5.000 metri quadrati fino all'anno scorso, usata come parcheggio per bagnanti. A eseguire a Bovomarina il provvedimento della Procura della Repubblica di Agrigento è stata la Guardia Costiera di Porto Empedocle e la Polizia Municipale di Montallegro. La Corte di Cassazione nei giorni scorsi, accogliendo il ricorso del PM di Agrigento Gloria Andreoli, ha infatti annullato il dissequestro. L'area era stata già sequestrata lo scorso giugno e poi dissequestrata a luglio dal Tribunale di Agrigento, che aveva accolto l'istanza del riesame degli avvocati Teodoro Caldarone e Giovanni Amel, che assistono i fratelli Antonio Giuseppe Vincenzo e Leonardo Manzone, indagati nell'ambito dell'inchiesta per invasione di terreni e occupazione di terreni appartenenti al demanio marittimo. Stando a quanto viene ipotizzato dalla Procura di Agrigento, gli indagati avrebbero acquisito illegittimamente per usucapione dei terreni del demanio marittimo. Secondo le accuse sarebbero emersi subito illegittimi frazionamenti e intestazioni catastali e gli indagati avrebbero acquisito fraudolentamente le aree demaniali. Ed i fratelli Manzone, a seguito di questo nuovo sequestro, precisano: è ancora lontana la conclusione della vicenda. Aggiungono di essere proprietari del terreno fin dagli inizi del secolo scorso e di essersi rivolti ancora una volta alla Suprema Corte di Cassazione, alla quale hanno presentato ricorso per l'annullamento della nuova ordinanza e del conseguente sequestro. Poi concludono con il confermare la loro fiducia nella giustizia e pertanto sono sicuri che alla fine la vicenda verrà chiarita con il riconoscimento della legittimità della loro proprietà e soprattutto della correttezza del loro operato. Il magistrato di Favara, Laura Vaccaro, sarà il prossimo procuratore aggiunto di Palermo. Attuale procuratore della Repubblica per i minori a Caltanissetta, già sostituto della direzione investigativa antimafia di Palermo, è stata designata alla Procura di Palermo da un'indicazione unanime da parte della Commissione per gli incarichi direttivi del Consiglio Superiore della Magistratura. Laura Vaccaro, a seguito di approvazione dell'Assemblea del Consiglio Superiore, prenderà il posto di Claudio Corselli, andato in pensione recentemente. Il vicepresidente dell'ARS Di Mauro a sostegno del candidato sindaco di Agrigento Franco Miccichè. Ascoltiamolo al microfono del nostro direttore Arturo Cantella. Onorevole Di Mauro, parliamo del suo impegno per la prossima candidatura nella città di Agrigento sostenendo Franco Miccichè. Ecco, è possibile che ci siano convergenze di altre forze politiche? Ma guardi, tutto è possibile. Noi non abbiamo scelto Franco Miccichè, abbiamo
sostenuto questa candidatura perché ci è sembrata l'unica in questo contesto agrigentino che potesse rappresentare la novità e soprattutto la storia della persona, una persona per bene, una famiglia importante di Agrigento e la capacità di determinare fatti nuovi per questa città. È possibile che ci siano alleanze con il centrodestra che sembra essere unito ma in realtà non lo è? Ma guardi, io non so se è unito il centrodestra o se non è unito, dico solo che Miccichè è una persona che ha una storia personale di centrodestra di appartenenza. Il candidato che in questo momento esprime il centrodestra ha una storia diversa, poi non ho altri commenti da esprimere, quindi noi per quanto ci riguarda, considerato anche la posizione politica che in questo momento ha assunto parte delle forze politiche che sostengono il governo Miccichè verso il professore Zambuto, è giusto che se lo intendono continuare lo facciano, altrimenti rivedano la posizione. Noi non siamo qui né a chiedere col piattino in mano solidarietà alle candidature, riteniamo di proporre questa candidatura che riteniamo sia, mi permetto di dire, al di sopra di ogni appartenenza e al di sopra di ogni, come posso dire, di ogni preoccupazione che il cittadino agrigentino possa avere in ordine al suo reale impegno. Miccichè scende in campo per aiutare la città di Agrigento, per restare sindaco e non pensare ad altre soluzioni politiche che lo riguardano. Sarà un quinquennio molto difficile nel caso in cui Miccichè ce la possa fare. Agrigento è una città ormai che si va svuotando giorno dopo giorno, non ci sono più investimenti, diversi esercizi commerciali purtroppo chiudono e la gente va via perché manca il lavoro. Io credo che l'amministrazione di una città come Agrigento debba perseguire soltanto la strada del turismo, dei beni culturali, non ci sono altre soluzioni per la città di Agrigento e questo deve essere accompagnato da una produzione di marketing territoriale e ovviamente di quelle infrastrutture forse anche modeste, come per esempio la pulizia di tutti i tombini della città per evitare allagamento e il completamento del sistema delle acque bianche in una città come Agrigento che se turistica è, non deve essere indilti appena ci sono un po' di piogge. Quindi una città che deve fare la sua ordinaria amministrazione, che deve avere un buon collegamento col governo regionale, col governo nazionale e mettere al centro lo sviluppo di questa città, nel tentativo proprio di evitare quello che ha detto lei poc'anzi, la fuga da questa città, dei ragazzi, dei professionisti, ma anche di chi praticamente è operaio, cioè la fuga qui riguarda tutti quanti, dal 110 lode all'operaio specializzato. Onorevole, che parliamo della sua appartenenza politica, molti la danno lontano da Autonomia Popolari e in transito verso Fratelli d'Italia, cosa c'è di vero? Ma guardi, siamo in un momento di campagna elettorale per cui ognuno cerca di dire quello che vuole, ovviamente in questa fase tutto viene accentuato, io ho una posizione chiara da diversi anni in cui ovviamente recito un ruolo importante sia all'Assemblea, sostengo il governo Musumeci e sono un appartenente al Movimento per l'Autonomia, per il resto ognuno dica quello che vuole. Una cosa è certa, allo stato attuale, per quanto riguarda le posizioni di Fratelli d'Italia di Agrigento e la mia, divergono totalmente. Se fosse diverso ovviamente ci sarebbe una convergenza. Il futuro del governo Miccichè? Scusi, il futuro del governo Musumeci? Ma guarda, stiamo lavorando, ieri abbiamo approvato 2 leggi, l'altro ieri abbiamo approvato un'altra legge, c'è un po' spirito di collaborazione tra governo e Parlamento, restano da affrontare i temi dell'urbanistica, i temi dei rifiuti, sono dei temi importanti, stiamo riprendendo in mano proprio questi 2 argomenti importanti e soprattutto il tema dell'urbanistica e il tema dello sviluppo di questo nostro territorio. Senza una chiara pianificazione urbanistica una città non può svilupparsi e quindi sotto questo punto di vista credo che fa bene il governo regionale a garantire da un lato pulizia, ordine, ridurre la spesa a carico dei cittadini che pagano la raccolta dei rifiuti e lo spazzamento e dall'altro un riordino urbanistico che possa consentire alle città siciliane di avere ordine e soprattutto certezza di quelle che sono le aree destinate allo sviluppo o le aree destinate ad altre cose. Sulle province si parla di un ulteriore rinvio delle elezioni, si pavimenta una spaccatura?
No, c'è un fatto tecnico che è il seguente: da un lato se facciamo votare, come del resto è stato stabilito il 24 maggio, tutti i comuni siciliani saranno parametrati alla nuova legge. Ciò consentirà di superare certamente l'inghippo tecnico attraverso un'equiparazione del voto per quanto riguarda i consigli comunali, come per esempio quello di Agrigento, che sono a 30, quando il prossimo sarà a 24, ma l'aspetto più complesso è quello legato a diversi consiglieri comunali che in questo caso, per esempio, a cominciare dal numero 25 degli eletti, 26, 27, 28, 29, 30, non avrebbero diritto al voto. Quindi si tratta di mettere in campo un'attività che sono legislative accompagnate da quelle amministrative, che mette in conto che cosa? La chiarezza e soprattutto un'adeguata rappresentanza politica dei centri. Adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, tra poco. Mariamico documenta i resti di un peschereccio sulla spiaggia di Torre Salsa. Per il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio nulla avrebbe a che fare con il giallo dei submorti e la droga. Vediamo. Sulla spiaggia di Torre Salsa, Mariamico trova i resti di un peschereccio italiano. Anche un bidone e il supporto metallico superiore della cabina, dove si trovano le luci e le antenne. 2 grossi fari sono di marca italiana e su un paletto della struttura metallica c'è la pinna posteriore secca di un grande pesce. Una scoperta che pone dei terribili interrogativi. Mariamico, che svolge sul territorio un'importante azione di vigilanza non solo sotto il profilo ambientale, pone diverse domande. Come è arrivato lì? Che fine ha fatto l'equipaggio? Perché nessuno ha denunciato la scoperta di questo peschereccio? Tutto potrebbe far pensare che sia collegabile al giallo dei sub trovati morti sulle coste siciliane e ai panetti di hashish apparsi in diversi punti della costa. Ma il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio è cauto. Ci sono pezzi emersi, come la torretta, che sono di fabbricazione italiana, ma questo non significa, dice, che il natante sia italiano. Siamo certi che questa imbarcazione non sia assolutamente collegabile con l'hashish ritrovato in diverse spiagge siciliane, né con i sub trovati morti. Delle indagini sui resti del peschereccio ritrovati a Torre Salsa si sta occupando la Guardia Costiera di Porto Empedocle. I militari in prima battuta stanno lavorando sulle matricole dei vari pezzi rinvenuti e sequestrati. Quel peschereccio è collegabile ad un vecchio sbarco fantasma, afferma Patronaggio, oppure a qualche altra attività illecita. I poliziotti della squadra mobile di Agrigento, diretti da Giovanni Minardi, hanno arrestato in carcere Roberto Fragapane, 27 anni, già sorvegliato speciale, e i domiciliari Giuseppe Casà, 24 anni, entrambi ritenuti responsabili del reato di rapina aggravata in concorso. Domenica 12 gennaio un nigeriano sarebbe stato avvicinato da un'automobile con a bordo Fragapane e Casà, i quali avrebbero rapinato l'africano del telefono cellulare e poi sono fuggiti. Le indagini della squadra mobile, coordinate dal sostituto procuratore Alessandra Russo, hanno permesso sia di individuare soggetti autori della rapina, sia di risalire all'ultimo utilizzo del telefono cellulare. L'apparecchio è stato sequestrato e riconsegnato al legittimo proprietario. È stato denunciato in stato di libertà un altro soggetto indagato del reato di ricettazione. La squadra mobile sottolinea che la collaborazione delle vittime è essenziale alle indagini. Purtroppo tale contributo spesso manca in tanti altri casi in cui l'omertà caratterizza irragionevolmente le dichiarazioni delle persone offese. Oggi, venerdì 14 febbraio, è il giorno di San Valentino. Nell'ambito delle campagne della Polizia di Stato Questo non è amore, in tutta Italia i camper della Polizia sostano nelle piazze principali contro l'isolamento e il dolore delle vittime di violenza di genere, per offrire il supporto di operatori specializzati, in prevalenza donne, tra medici, psicologi e rappresentanti dei centri antiviolenza. Anche ad Agrigento il camper della Polizia di Stato è presente per l'intera giornata a Porta di Ponte. Il nostro direttore Arturo Cantello. Questo non è amore, l'iniziativa fatta dalla Polizia qui a Porta di Ponte proprio su tematiche di grandissima attualità, quale la violenza alle donne, bullismo e cyberbullismo.
È importante, è un momento importante perché proprio in questa giornata dobbiamo far capire alle vittime di eventuali attività di soprusi o di violenza di genere che c'è una possibilità di cambiare regime, c'è una possibilità di uscire fuori dalle vessazioni quotidiane, perché la legge mette a disposizione tantissime possibilità, e quindi ricordare ai ragazzi che non è amore, l'amore è gestito con violenza, con sopruso, con sopraffazione alla donna e nei confronti della donna perché è donna. Quindi importante è contro la violenza di genere. Noi oggi siamo qui nella via più importante di Agrigento a far ricordare a tutti e a sensibilizzare l'opinione pubblica che c'è un modo per uscire dalla spirale di violenza in cui purtroppo molte vittime ricadono. Oggi si celebra l'amore e la Polizia di Stato è qui presente per dire che cos'è che non è amore, e quindi dico tutti gli indicatori per far capire alle coppie che cosa non è amore, quindi qualsiasi forma di violenza. Per me la violenza alle donne è togliere il sorriso ad una donna. Quando si riesce veramente a togliere il sorriso ad una donna si toglie la vita, quindi noi siamo qui presenti per dire che c'è la Polizia di Stato che è pronta nella prevenzione ad aiutare le donne. Siamo presenti sul territorio e siamo pronti ad ascoltare e accogliere qualsiasi richiesta. Continua l'iniziativa di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne portata avanti dalla Polizia di Stato e ancora una volta in collaborazione con il Centro Antiviolenza Telefono Aiuto. Questo per far capire alla gente che appunto siamo vicini, siamo sempre disponibili ad ascoltare le donne e non solo, perché ricordo sempre che anche chi ha conoscenza di casi di violenza e maltrattamento può rivolgersi tranquillamente alle forze di polizia, ai centri antiviolenza, per far sì che venga fuori anche il sommerso, anche l'eventuale informazione può salvare la vita di una donna. Quindi questa mattina siamo in via Atenea tutto il giorno e ci saranno anche altri appuntamenti proprio che daranno la possibilità a chi vuole di avvicinarsi senza pregiudizio alcuno, chiedere un'informazione e magari questa stessa informazione può salvare la vita di un'amica, di una sorella. Quindi l'appello che posso lanciare questa mattina è quello di aiutare chi vive queste situazioni di violenza, aiutandole anche semplicemente portandole al posto di polizia, accompagnandole, perché stando vicino, accompagnando fisicamente una donna a un posto di polizia, a un centro antiviolenza, sicuramente diamo coraggio a queste donne. Seminario per gli ingegneri sulla riqualificazione sismica ed energetica dei fabbricati. Vediamo. Riqualificare l'esistente, questo è il tema del convegno organizzato dall'Ordine degli Ingegneri di Agrigento e che ha visto la qualificata presenza di esponenti del settore provenienti da tutta Italia. Questo di oggi è il primo di una serie di seminari che l'Ordine degli Ingegneri di Agrigento organizzerà sulla riqualificazione sismica ed energetica dei fabbricati da qui al prossimo mese di aprile. Oggi c'è la presentazione di un ciclo di seminari che si svolgeranno nei prossimi 2 mesi con il tema è la ricostruzione dell'esistente, la ristrutturazione dell'esistente, e il problema verrà affrontato sia in termini strutturali che energetici. Io sono convinto che le nuove tendenze urbanistiche che impongono di ridurre il consumo dei suoli, la necessità di ristrutturare il patrimonio edilizio esistente nei centri storici assicurandone anche la sicurezza, impongono agli ingegneri e alle professioni tecniche che si confrontano con il territorio di affrontare lo studio degli edifici esistenti per migliorarlo, facendo quindi delle analisi, delle diagnosi e dei progetti di ristrutturazione completi. Noi vogliamo affrontare questo tema oggi insieme, dicevo, agli ingegneri, alla rete e alle professioni tecniche, in maniera tale da dare maggiore consapevolezza alla problematica e di diffondere la cultura della ristrutturazione. Quindi vogliamo essere a fianco alle amministrazioni pubbliche, ai sindaci, al territorio e diffondere proprio questa cultura del riutilizzo del patrimonio edilizio esistente. L'argomento è come trattare il tanto costruito esistente in Italia. Va manutenuto, va valutato, va capito come si può riqualificarlo. L'esperimento che si è fatto a Milano viene presentato qui ad Agrigento. È un esperimento di censimento e di controllo di idoneità statica per la sicurezza dei cittadini, non solo dal punto di vista strutturale, ma anche dal punto di vista della sicurezza per quanto riguarda le strutture secondarie,
come ringhiere, gronde, camini, tutte cose che possono compromettere la sicurezza dei cittadini. Può funzionare qui? Io penso che possa funzionare in tutta Italia. Si è parlato da anni del fascicolo del fabbricato obbligatorio per tutte le costruzioni esistenti. È in corso la riscrittura del decreto legge 380 che comprenderà il fascicolo digitale dell'immobile, dentro il quale non saranno compresi quindi solo la certificazione energetica, la certificazione antincendi, ma sicuramente la prima cosa da guardare è la sicurezza statica e la manutenzione di tale sicurezza statica per i fabbricati esistenti. Un'iniziativa molto importante e significativa, anche perché i due temi che vengono trattati già oggi, quella della riqualificazione energetica e quella dell'adeguamento sismico degli edifici, sono temi di grandissima importanza per lo sviluppo del Paese e ancor più nelle aree meridionali e nella nostra Sicilia. Sono temi che, a prescindere dall'importanza sociale, sono anche temi che hanno la possibilità di avere finanziamenti e pertanto interventi che possono rimettere in moto l'economia e in particolare chiaramente il lavoro dei progettisti. Riqualificazione energetica e interventi di adeguamento sismico sono interventi dove sicuramente gli ingegneri, nel rispetto chiaramente delle altre professioni tecniche, hanno un ruolo chiaramente di riferimento e importante. Io intanto ringrazio Agrigento per questa iniziativa meravigliosa, che è una delle prime, si innesta in una serie di altre iniziative che tutti gli altri ordini regionali stanno più o meno diciamo, in maniera coordinata organizzando, volta appunto a questa riqualificazione dell'esistente e all'illustrazione dei molteplici incentivi che il legislatore ci dà a disposizione per poter intervenire, no? Si parte dalla bonus facciata, che è famosissimo, ma anche ce ne sono altri già consolidati come il sisma bonus oppure l'eco bonus e tanti altri. Questi prevedono più o meno delle detrazioni d'imposta per le tasse, degli importi che uno ha versato per i lavori e che possono tra l'altro essere ceduti a delle aziende di primaria importanza come Eni, Enel. E oggi sono qui per illustrare il lavoro fatto sulla pianificazione dei centri storici e sulle regole date per il recupero post-sisma di tutto il patrimonio storico. Come valuta questa iniziativa organizzata dall'Ordine degli Ingegneri, tra l'altro è il primo di una serie di un ciclo di seminari in atto? Un'iniziativa di enorme pregio e di enorme potenzialità, ci troviamo di fronte alla tematica del recupero e della riqualificazione del patrimonio edilizio sotto il profilo sismico ed anche energetico, un'opportunità da cogliere visto quanto ci offre lo Stato e sicuramente in un territorio che ha tantissime potenzialità da esprimere. Si parla di ricostruire, di riprendere la funzionalità di un centro edilizio, i centri storici primi tra tutti, ma ritengo che debba essere esteso a tutto il patrimonio edilizio esistente per ridare consistenza e sicurezza affinché possano essere resistenti al sisma e possano realmente essere edifici sicuri per tutti i cittadini. Il ruolo dell'Ordine degli Ingegneri in questo caso qual è? L'Ordine degli Ingegneri ha sicuramente un compito di formazione degli iscritti e di avvicinamento a quelle che sono le esigenze della collettività affinché realmente si possa proseguire in un percorso che avvicini alle necessità di una comunità i fattori tecnici. Questi seminari hanno un ruolo estremamente importante nella formazione e nell'aggiornamento dei tecnici e in questo momento in cui l'attività promossa dal sisma bonus diventa rilevante, è un'iniziativa di grande interesse che dovrebbe aiutare l'applicazione di queste attività e quindi rilanciare la possibilità di fare interventi sul territorio. Menzione speciale per Lady Chef Maremme Cheese. Il sindaco di Agrigento Lillo Firetto ha conferito la benemerenza alla cuoca famosa per il suo couscous. Arturo Cantella. Consegna ieri della menzione speciale città di Agrigento alla Lady Chef Maremme Cheese. Presenti l'arcivescovo di Agrigento Francesco Montenegro, lo chef stellato Pino Cuttaia, il sindaco Lillo Firetto,
L'intera giunta comunale ha tributato ufficialmente la menzione speciale alla chef di origine senegalese, ma agrigentina d'adozione, quale modello di integrazione in una terra da sempre crocevia di culture e popoli, nonché di impegno sociale finalizzato all'integrazione e all'inserimento lavorativo di donne e ragazzi stranieri con fragilità. Maremma è molto conosciuta in città, dal 2014 è chef del ristorante Ginger People Food, ha più volte ricevuto riconoscimenti professionali di alto livello, è stata già nominata al Fiere del Territorio dal Premio Bezzo 2018 e con la bandiera del suo paese si è aggiudicata a San Vito Lo Capo la scorsa estate il titolo di campionessa mondiale di couscous, nonché ultimamente è stata anche vincitrice dell'edizione 2020 dei Cuochi d'Italia, campionati del mondo presentata da Bruno Barbieri sul network nazionale TV8. Cosa ne pensi di questo momento, diciamo, di gratificazione anche che il Comune vuole farti? Sì, veramente è una cosa che mi è piaciuta molto e anche questo mi ha dato anche tanta soddisfazione. La mia cucina è speciale perché anche l'amore è anche verso le persone e anche hai visto che la mia città è dietro di me e questo mi ha dato la forza di andare. Recentemente hai vinto un premio in una emittente televisiva nazionale, l'anno scorso hai vinto un premio a San Vito Lo Capo per il Couscous Fest. Ecco, qual è il segreto dei tuoi piatti che ti permette di arrivare a questi traguardi? Sì, il segreto di quei miei piatti sono i miei amici e sono anche mia famiglia e anche dove quelle città che io vivo. Loro sono mia forza perché loro hanno accettato prima mia cucina e questa cosa mi ha dato la forza di continuare perché io una parte di me è agrigentino e me li sento ogni giorno anche verso le persone che me li fanno dimostrare ogni minuto che passa. Motivo di orgoglio senz'altro, è un riconoscimento che in realtà è arrivato prima che lei conquistasse i traguardi televisivi che abbiamo visto nelle ultime settimane. Mi pare di poter dire che si tratta di un bel esempio di integrazione riuscita in un certo modo e che questo accada nella nostra città, una città che giusto quest'anno compie il suo bel compleanno dei 2600 anni. Non mi stanco di dire che Agrigento nella sua storia, se vai a leggere, ha da sempre rappresentato una matrice, quell'idea del buon umore, dell'ospitalità, dell'accoglienza. Ecco, questo che è un tratto comune che oggi vede questa figlia illustre abbracciata da tutta una città. Una bella iniziativa, insomma, riconoscere anche il valore di Maremma e Agrigentina. Sì, credo che sia un bel segno, un bel riconoscimento. Soprattutto dal valore pedagogico. Oggi quando vediamo immigrati abbiamo da fare l'elenco di tutti i loro difetti, invece ne abbiamo tanti che stanno con noi, in mezzo a noi e riescono anche a rallegrarci e a farci stare un po' meglio, lei attraverso i piatti che prepara. Ecco, credo che possa servire per riflettere un po', non perché ho il colore della pelle diverso devo essere giudicato, ma quello che vale nella mia vita è ciò che sono capace di fare e di mettere a disposizione degli altri. Tengo a precisare che questo è il coronamento di un lavoro che non tanto Ginger, non solo Ginger, quanto tutta la cooperativa Al Carub, che ricordo è una cooperativa sociale, ha iniziato diversi anni fa. Abbiamo cercato e stiamo cercando di dare opportunità di inserimento lavorativo a persone che possono avere anche uno spazio lavorativo importante puntando sulla qualità e stiamo cercando di costruire una comunità nuova, una comunità diversa dove i nostri figli possano vivere serenamente nella valorizzazione delle risorse che ogni persona può portare a prescindere dalla propria cultura e questo sicuramente è la prova o comunque un riconoscimento importante che il lavoro che stiamo facendo sta avendo i suoi frutti. Da parte di tutti coloro che fanno comunque un lavoro sul territorio, ovviamente il premio di oggi è proprio il simbolo del Mediterraneo, cioè l'unione dei popoli unito attraverso questo mare, ecco, dove il cibo unisce, il cibo comunque crea
aggregazione, ma soprattutto dove il cuoco contemporaneo diventa ambasciatore di un territorio. Queste sono le cose che io e altri miei colleghi facciamo all'interno del nostro territorio, proprio del nostro lavoro. Oggi 14 febbraio l'agrigentina Caterina Lentini, vedova Urbani, compie 100 anni. La neocentenaria nata il 14 febbraio 1920, madre di 3 figli, casalinga da sempre, riceverà anche la visita del sindaco di Agrigento Lillo Firetto, che le porgerà direttamente ed in rappresentanza della cittadinanza agrigentina gli auguri più affettuosi per il suo 100° compleanno. Adesso ci fermiamo per la seconda ed ultima pausa pubblicitaria, tra poco. Ieri appuntamento con la formazione continua per i giornalisti ad Agrigento, incontro tematico organizzato da Libera, il servizio di Lello Casesa. Si è svolto ieri pomeriggio presso la sede del Consorzio Universitario di Agrigento un incontro organizzato dall'Associazione Libera sul tema Emigrazione ed immigrazione, quale futuro per il nostro Paese. Un incontro moderato da Luigi Mula, che ha punzecchiato i 3 relatori, Nico Lotta, Mauro Indelicato e Gaetano Gucciardo, con domande puntuali ed interessanti sui diversi temi del fenomeno migratorio visto da diverse angolature. Nicolotta, presidente del VIS, Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, ha spiegato il ruolo delle ONG e della sua associazione, una struttura presente soprattutto nei paesi del Nord Africa, che grazie al coinvolgimento di volontari, tra i quali dei ragazzi del Senegal, svolge un ruolo umanitario importantissimo. Mauro Indelicato, direttore del giornale online Info Agrigento, profondo conoscitore della realtà geopolitica del Medio Oriente, una delle aree più calde del mondo e sicuramente più difficili da decifrare. Indelicato si è soffermato sulla molteplicità degli interessi e degli attori che prendono parte al gioco della politica medio orientale, fatta di alleanze incrociate, conflitti più o meno latenti, grandi interessi economici e strategici che rendono l'intera area particolarmente instabile. Ed infine Gaetano Gucciardo, sociologo e ricercatore presso l'Università degli Studi di Palermo, ha spiegato il suo punto di vista parlando sulle migrazioni dei popoli che costituiscono uno degli aspetti più rilevanti della storia moderna e dei nuovi flussi migratori che spingono individui diversi per nazionalità, lingua, cultura ad abbandonare la propria terra e famiglia per scappare dai massacri provocati da guerre intestine in molte parti dell'Africa e dell'Asia. L'incontro ha visto anche la presenza di numerosi simpatizzanti ed attivisti dell'Associazione Libera, con brevi interventi e domande poste ai relatori. Forza Italia Nazionale in visita nelle baracche a Messina. Il presidente della regione Nello Musumeci afferma: speriamo che ora Roma intervenga. C'è il servizio. E se la sa perché siete fregati altamente? Così, non ce ne stiamo fregando, signora. No, ma se è passato un anno e 2 mesi, non avete fatto niente. Stiamo acquistando le case. Le avete già acquistate. Dopo la mostra fotografica che a Roma, alla Camera dei Deputati, ha acceso nei giorni scorsi ancora una volta i riflettori sulla condizione delle baraccopoli messinesi, una delegazione di parlamentari nazionali di Forza Italia è approdata a Messina. La prima tappa della deputazione, guidata dal capogruppo Maria Stella Gelmini, è stata tra le baracche di Camaro San Paolo. Qui gli abitanti, stanchi delle continue promesse, hanno dato vita ad una forte protesta. Per pulire, ma quale procedura per polizia? Ma quando ce le danno? Naturalmente, perché è giusta anche la presenza dell'amministrazione, perché a me non mi dispiace quando ci sono queste cose, quando di fatto noi ci stiamo impegnando. Non credo sia normale far vivere delle persone in queste condizioni. Tutti e 3 con la bronchite e problemi d'asma, con certificati, tutti. Cioè dire, io non lo capisco, una volta, 2 volte, questi sono presi. Hanno le case invase dai topi, mia sorella di notte ha dovuto combattere. Oggi sono scoppiate all'interno di casa di mia sorella, sono esplose 3 prese della corrente. Non siamo qui per fare una denuncia, non siamo qui per fare propaganda, ci interessa dare il nostro contributo affinché dopo l'impegno della Regione, che ha già dichiarato lo stato di emergenza e ha stanziato 50 milioni di euro, anche il Governo si muova. La parola Sud dall'agenda di Governo è completamente
esclusa, è stata completamente abolita. Noi non pensiamo che i problemi del Mezzogiorno si risolvano col reddito di cittadinanza, pensiamo che vadano affrontati i singoli problemi. E certamente il fatto che 8.000 persone vivano in baraccopoli nel 2020 non è assolutamente accettabile. Non possiamo fare una questione di competenza, ciascun ente deve fare la propria parte e anche il Parlamento sta preparando, grazie all'interessamento di Matilde Siracusano, di Stefania Prestigiacomo, di tutti i nostri parlamentari, una proposta di legge affinché il Governo dichiari lo stato di emergenza, stanzi le risorse e consenta di risolvere questa emergenza che è un'emergenza sociale, ambientale e anche sanitaria. Noi abbiamo già depositato questa proposta di legge, chiediamo la calendarizzazione nella Capigruppo, se poi anche altri partiti vorranno aderire alla nostra proposta credo che questa possa essere tranquillamente una battaglia bipartisan, sulla quale però Forza Italia ha una grande attenzione e vuole essere in prima linea per dare un futuro di speranza a queste persone. Nuove rotte all'aeroporto Trapani-Birgi, vediamo. È stata fruttuosa la trasferta milanese della dirigenza Airges, società di gestione dell'aeroporto Vincenzo Florio di Trapani-Birgi, guidata dal presidente Salvatore Ombra, che ha portato rassicurazioni da Ryanair e nuove rotte con Sky Alps. Come si legge sempre nel comunicato, il direttore sviluppo rotte di Ryanair, Neil O'Connor, ha confermato infatti di voler continuare a investire su Trapani, con aumento di traffico nonostante la forte contrazione dell'aviotrasporto, con relativa cancellazione delle rotte e chiusura di basi. Confermate per ora con Ryanair il Bologna e il Bergamo. Ce ne saranno anche delle altre a partire dall'inverno, ma non sono ancora state ufficializzate. Agli incontri erano presenti il direttore generale di Airges Michele Bufo e il responsabile dell'amministrazione Dario Sorbello, a cui sarà affidata l'analisi dei dati e la definizione della parte contrattualistica. Esprimo grande soddisfazione per il proficuo risultato nell'ottica di aumentare l'offerta del nostro aeroporto, ha commentato il presidente di Airges Salvatore Ombra. Le nuove rotte con Sky Alps sono frutto di un lungo periodo di interlocuzioni e di un'ottima trattativa. Abbiamo avuto, aggiunge, un incontro estremamente positivo, di diplomazia ed apertura, anche con Ryanair, in cui è stato tracciato il percorso da seguire, con la conferma da parte del vettore irlandese di voler continuare a investire per il futuro su Trapani, già a partire dalla stagione invernale, e con un incremento forte di traffico nel summer 2021. La soddisfazione c'è ed è grande, ha sottolineato Ombra, ma c'è anche tanta responsabilità, perché tutti i progetti futuri passano dal rispetto dell'impegno di saldare in trapila il debito contratto con il vettore in passato. Salvatore Ombra, sui suoi canali social, ha inoltre anticipato le notizie rispondendo anche alle tante richieste e aspettative provenienti dai cittadini del territorio. Sono state giornate intense di lavoro, impegni, emozioni, positività, ottimismo, ha scritto. Giornate in cui le idee e i sogni si affollano per dare forma a progetti concreti. Il vostro entusiasmo e il vostro apprezzamento sono uno stimolo ulteriore a guardare sempre avanti, a cercare nuovi contatti e nuove rotte. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.